Mio padre era Gennaro Villani, insomma è stato un maestro del primo Novecento napoletano, presente in molti musei anche all'estero. Ha avuto una carriera brillantissima, molto lunga, imitata a tutti i salon di Parigi, le mostre internazionali dell'epoca. Vabbè, io sono nata e vissuta in mezzo ai quadri, insomma, vedendo sempre mio padre dipingere. Quindi io stessa fin da piccola avevo proprio questa spinta non sollecitata da mio padre, sempre a disegnare, a dipingere tutti i giorni, proprio fin da piccolissima. Poi quando avevo 7 anni, lui mi ha fatto esporre, mi ha fatto partecipare a una mostra per giovani fino ai 30 anni, una mostra collettiva, alla antica Galleria Forti che stava in Via dei Mille. Non ho voluto fare l'accademia proprio come libera scelta, perché fare l'accademia, insomma, in casa mia pure si diceva sempre, significava dover per forza un po' seguire, diciamo, lo stile dell'insegnante, eccetera. E quindi loro mi dicevano: è meglio che conservi la tua mano, insomma, la tua visione pittorica, eccetera, insomma, anziché metterti a seguire lo stile dell'insegnante di turno. Attualmente nel Museo del Novecento, che si è appena inaugurato a Castel Sant'Elmo, mio padre è presente con un quadro con una tela, diciamo, del periodo parigino, poiché lui ha vissuto dal 1912 al 1914, ha vissuto proprio a Parigi. Questa tela a Castel Sant'Elmo è un Moulin Rouge di sera, con tutta l'animazione della zona.